Nella settimana pasquale le ragazze dello staff hanno voluto rendere omaggio con un torneo di calcio a 5 alla veterana Roberta Piai. È lunghissima la sua storia nei suoi 20 anni di carriera tra le fila del Vittorio Veneto, culminata con la storica promozione in Serie A di questa stagione. La bella serata si è svolta con 6 partite tra le squadre blu, gialle, rosse e di bianchi composta dallo staff. Arbitrava Paolo Pappagallo. Allora Roberta, questo memorial dedicato a te, avete giocato la vostra prima partita contro i bianchi, difficilissima. Sì, difficilissima perché ovviamente è staff, però è stata combattuta, ovviamente l'arbitro era dalla loro parte e ha aspettato finché facessero gol per dargli la partita vinta. Però noi abbiamo fatto la nostra partita e è andata bene. Li avete messi veramente sotto pressione poi? Certo, sì, ci voleva, non era difficile comunque vedendo lo staff, il peso dello staff. I risultati delle partite sono stati gialle contro blu 1-1, bianchi contro rosse 3-2, gialle contro bianchi 0-3, rosse contro blu 0-2, rosse contro gialle 1-3 e bianchi nella finalissima contro i blu pareggio 3-3. Vogliamo concludere questo, in realtà è il secondo memorial a Roberta Piai perché l'anno scorso ne avevamo già fatto uno. E una piccola regola prima di ritirare questi premi che non si possono restituire, devono essere portati a casa e non vanno rimessi in palio l'anno prossimo. E io partirei con i premi singoli, premio per il miglior portiere che va a Fede. Il miglior giocatore del torneo va a Angela Bianco. È un con la classifica al quarto posto la squadra della Roberta Piai, nonché mia, l'ho visto tutti in casa, e le rosse, quarti classificati, i rossi! Raggio di sole! Congratulazioni ragazze! Primi classificati! Primi classificati! I bianchi! Dare un premio di valore veramente l'abbiamo, cioè una cosa per te. E quindi volevamo premiare per questo secondo memorial Roberta Piai, la Roberta Piai. Ma non ci vale. Grande. Che era ora? Allora Roberta, l'ultima partita purtroppo avete perso, chiudete all'ultimo posto, è un peccato, però onoriamo te e chiudete all'ultimo posto. Sì, ma l'importante è divertirsi, noi ci siamo divertite, quindi che sia il primo o l'ultimo posto va bene, dai. È indifferente, l'importante era proprio divertirsi. Esatto, è il primo memorial, quindi ce l'eravamo organizzati così. C'erano dei prossimi, dai. Sì, noi eravamo stanche ormai. Va bene così dici? Va benissimo così, sì. Adesso aspettiamo il rinfresco.